Euroregione.news. Fornire ai giovani strumenti concreti per gestire il conflitto e trasformarlo in dialogo per costruire una comunità più inclusiva e generativa è la strada maestra, e vedere tante scuole collaborare con entusiasmo anche in Friuli conferma che anche qui si è pronti a scommettere sulla responsabilità civica delle nuove generazioni. Lo ha dichiarato nella sala conferenze della Fondazione Friuli di Udine il vicepresidente dell'istituto Guido Nassimbeni, accogliendo insieme al sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, Daniela Patriarca per la regione Friuli Venezia Giulia e l'arcivescovo Riccardo Lamba, oltre 200 giovani e i referenti del metodo Rondine rappresentato dal vicepresidente Angelo Fabbroni. Fondazione Friuli sostiene l'iniziativa Una Rondine vola in Friuli, espressione del metodo Rondine, un'esperienza di formazione alla cittadinanza attiva e alla risoluzione non violenta dei conflitti, nata in Italia nel 1997. Si distingue come un percorso unico in Europa per la sua struttura pratica e l'obiettivo di creare reti transnazionali tra giovani leader. Obiettivo principale è fornire non solo conoscenze teoriche, ma trasformare i partecipanti in agenti di cambiamento capaci di applicare i concetti appresi nelle loro realtà locali. Il metodo ha una sua logistica nel borgo medievale di Rondine in Toscana, con un campo scuola che ospita giovani provenienti da paesi con contesti di conflitto ed appartenenti a fazioni contrapposte che partecipano a percorsi esperienziali per acquisire competenze di mediazione, negoziazione e costruzione della pace, da poter poi attivare nei propri luoghi di origine con progetti di cittadinanza attiva. Si crea così una rete globale di ambasciatori della pace che collaborano oltre i confini nazionali. Oggi il metodo Rondine ha coinvolto migliaia di giovani da tutto il mondo. Il suo successo risiede nel fatto che non crea solo pacifisti teorici, ma praticanti. Non si aspetta che le istituzioni intervengano, ma si incoraggia i cittadini a farsi carico della soluzione. Nel ringraziare Fondazione Friuli, che da anni sostiene questo progetto educativo di diplomazia informale o parallela, il vicepresidente di Rondine, cittadella della pace, Angelo Fabbroni, ha ricordato che proprio grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà del terzo settore si può dare vita a percorsi di crescita, responsabilità e partecipazione che Rondine sta costruendo insieme ai territori. La mattinata in Fondazione Friuli è stata scandita dalle testimonianze dei giovani della World House provenienti da luoghi di guerra, dai giovani del quarto anno Rondine e dai giovani che hanno frequentato la sezione Rondine nelle scuole del territorio. La seconda parte della mattinata e la sessione pomeridiana, proseguita anche nell'Istituto Percoto, hanno visto gli studenti protagonisti di un'intensa attività laboratoriale su relazioni, conflitto e responsabilità personale, che continuerà con l'affiancamento degli esperti dell'Associazione di Promozione Sociale Coesi e con il contributo di una ex studentessa della sezione Rondine del liceo Caterina Percoto di Udine. La restituzione finale del lavoro degli studenti avverrà nel mese di maggio 2026 in occasione della giornata della legalità presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, mentre una delegazione di studenti parteciperà successivamente allo Youth Topic Fest, che si terrà nella Cittadella della Pace ad Arezzo ai primi di giugno e che quest'anno è centrato sul tema dell'inquietudine. E la gioia che proviamo nel rivederci tutti quando c'è l'occasione, un evento a Rondine, un compleanno, una festa, mi fa capire quanto siano veri, preziosi e duraturi i rapporti che abbiamo costruito. Emozioni uniche, ricordi indelebili, e che mi ha reso parte di una rete di persone che, partendo dal proprio piccolo, sta cercando di costruire piano piano qualcosa di grande. Grazie.